Oggi facciamo i biscotti alle mandorle di papà Mimmo. Buoni, molto buoni. Mio papà è il re dei biscotti. In questi giorni che sono tornata a Lanciano me ne ha fatti provare di tantissimi tipi. I miei preferiti sono stati questi alle mandorle e gli ho chiesto immediatamente la ricetta. Questa ricetta è talmente veloce che prima ancora di iniziare mettiamo a preriscaldare il forno a 180 gradi. Poi come prima cosa ci andiamo a tritare le mandorle pelate. Dobbiamo ottenere una granella, quindi non dobbiamo macinarle troppo. Ora mettiamo farina, zucchero e lievito in ciotola e mescoliamo per bene. Inseriamo anche la buccia del limone grattugiato, poi creiamo un buco al centro dove andiamo ad inserire le uova e l'olio. Mescoliamo partendo dal centro e aggiungendo mano a mano la farina. Appena l'impasto inizia a prendere consistenza continuiamo con le mani. Verso la fine aggiungiamo anche le nostre mandorle tritate e impastiamo fino ad amalgamare bene il tutto. Ci siamo! Non resta che creare i nostri biscotti. Dobbiamo fare semplicemente delle palline non troppo piccole. Con questa dose usciranno circa una ventina di biscotti. Ora mettiamo una mandorla su ogni biscotto. Ce li portiamo in forno ed eccoli pronti dopo 12 minuti in forno. Li lasciamo raffreddare per bene perché all'inizio risulteranno molto morbidi e siamo pronti ad assaggiarli. Bravo papà!